L'ostacolo che noi incontriamo è quello delle normative che sono complicatissime e quindi per realizzare le opere di difesa del suolo, che secondo me dovrebbero avere la priorità assoluta perché servono per salvare vite umane, invece le normative sono complicatissime e ci vogliono anni e anni per farsi approvare i progetti e per realizzare poi le opere. Di ritorno dall'Emilia-Romagna, dove anche la Protezione Civile del Veneto sta dando il suo contributo nelle zone maggiormente colpite, l'assessore Bottaci mette in evidenza le difficoltà con cui ci si deve scontrare a causa delle normative in vigore e lancia un messaggio al governo. Io credo sia necessaria una semplificazione normativa, d'altro canto siamo il paese in cui dopo il crollo del ponte Morandi il governo ha dovuto fare un decreto che diceva che si andava in deroga a tutte le leggi dello Stato. Allora io credo sia giunto il momento che le leggi dello Stato debbano essere cambiate se vogliamo salvaguardare la vita umana prima di tutto il resto, altrimenti stiamo salvaguardando qualcos'altro ma non la vita umana e questo bisogna avere il coraggio di dirlo. Sottolineo che sono norme di legge statale perché la Costituzione prevede che in materia ambientale solo lo Stato possa legiferare. Noi ci abbiamo provato nel 2016 come Regione con una norma di semplificazione regionale, il governo ci impugnò la legge e la Corte Costituzionale disse che aveva ragione il governo perché solo lo Stato può intervenire in questa materia con la semplificazione. Per cui io mi auguro che il governo intervenga, ma ho sentito dichiarazioni di diversi ministri che vanno in questa direzione, quindi mi auguro che questo accadrà nel più breve tempo possibile. Intanto la Regione Veneto avvia una nuova comunicazione nel sito della Protezione Civile e sui social per avvisare la cittadinanza in caso di criticità. L'infografica è semplificata in maniera tale che chiunque possa velocissimamente capire qual è la situazione di allerta sul proprio territorio, se ci sono allerte oppure se non ci sono allerte, in particolare per quanto riguarda il rischio idraulico, il rischio idrogeologico e il rischio idrogeologico per temporali. È importante perché ognuno possa operare conseguentemente, attuare le attività di protezione civile previste nei piani di protezione civile, ma anche il cittadino mettersi in sicurezza, attuare le norme di autoprotezione.